Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la prima stagionale della Don Carlo Misilmeri a fronte San Giorgio Piano. Subito a battere la Don Carlo Misilmeri con Garriga, che inizia anche questa sfida e dunque ha inizio l'eccellenza, ha inizio la Coppa Italia d'Eccellenza con la sfida tra Don Carlo Misilmeri e San Giorgio Piano. Si continua perché è tutto regolare, ancora una volta Diagate, ancora una volta salta l'uomo, il calcio di Salvo e poi non sbaglia, sotto porta Dembélé e fa 1-0, la sblocca San Giorgio Piana. Non aveva iniziato benissimo la formazione ospite, ma trova il gol alla prima vera occasione, non sbaglia l'ex Favara e fa 0-1. Poi finta e controfinta, bella giocata, ancora Sacco, salta tutti, palla dentro, Sacco calcia e Di Salvo questa volta respinge benissimo, grande parata, ma la seconda occasione da gol per il San Giorgio Piana, che poi riesce ancora a mettere in mezzo, a gol li mette in calcio d'angolo e cerca di dare fastidio a questi avanzati. Buona qui la sponda, poi Mustacciolo fa una bella giocata per innescare la Vardera che l'aggancia in mezzo a tre, la Vardera può calciare, la Vardera! Fa tutto benissimo! Il primo gol con la maglia della Don Carlo Misilmeri per la Vardera! Come un proiettile, poi scivolato, è stato anche acqua viva, ancora Sacco, apertura per il colpo e poi sotto porta la parata di Salvo su Dembélé che in mezzo a due si prova ad infilare nuovamente ma non ci riesce, ma che parata di Salvo. Va Flores dentro, palla che passa e poi se sai ed è gol della Don Carlo Misilmeri, insulta Flores, non si è capito bene chi è stato l'ultimo a toccare, ma sicuramente una cosa l'abbiamo capita, è il gol della Don Carlo Misilmeri 2-1. Questa volta a Mineo che crossa al centro, c'è la girata di Lavardera, non inquadra la porta, questione fisica, siamo soltanto all'inizio della stagione, ci può anche stare. Sacco cerca una bella giocata per Sanna, Sardo Di Salvo blocca, Flores cerca l'imbucata per la Vardera che si gira molto bene, la Vardera può calciare, la Vardera! Se sai cosa ha preso! Qualcosa anche di più di paroline, ed è rosso per Ortiz e rosso per Sanz. Flores va lunghissimo, colpo di testa e poi va bene così, finisce la partita, vince Don Carlo Misilmeri, vince con il 2-1 contro San Giorgio Piana.